Bene, buongiorno a tutti, buongiorno ai presenti, buongiorno a chi ci segue in streaming. Io sono Claudio Perin, sono funzionario della Regione Veneto nella direzione pianificazione territoriale e oggi sono qui insieme ai nostri colleghi, amici e relatori per presentare un progetto europeo e una piccola pubblicazione che si occupa del recupero dei fabbricati rurali e delle opportunità appunto per il riuso di questo tipo di fabbricati. Prima di iniziare però lascio la parola a Longarone Fiere, a Chiara Popolaz che vuole dare un saluto. Buongiorno a tutti, benvenuti a Longarone Fiere e alla 41esima edizione di Agrimont. Porto i saluti di tutto il Consiglio di amministrazione di Longarone Fiere e in particolare del Presidente Gianangelo Bellati che oggi non poteva purtroppo partecipare al vostro incontro. Siamo davvero felici per prima cosa di poterci ritrovare in presenza e salutiamo comunque anche tutti gli amici che ci seguono in questo momento in diretta. E siamo felici che abbiate scelto la sede di Agrimont per parlare di questo e per mostrarci questa interessante pubblicazione voluta dalla Regione Veneto. Come Longarone Fiere sapete che noi abbiamo anche un'altra fiera che si chiama Ricostruire e da anni parliamo all'interno di questa sede di recupero dell'esistente, perché crediamo che lo spopolamento, soprattutto in montagna, passi anche attraverso il recupero di quelli che sono tutta una serie di fabbricati rurali che possono diventare appunto delle abitazioni, ma possono tornare ad avere anche una forma di attività, quindi una stalla, una malga, piuttosto che una fattoria sociale o altri tipi di attività. Crediamo quindi che sia importantissimo recuperare quello che è esistente piuttosto che andare a costruire ex novo qualcosa che magari ha un impatto a volte anche devastante su quello che è il contorno che lo circonda. Per cui vi ringraziamo per aver scelto la nostra sede e rimaniamo sempre a disposizione come Longarone Fiere Dolomiti per qualunque incontro anche da parte della regione per parlare appunto di temi così cari a noi come la montagna e il suo mantenimento. Grazie mille a tutti e buon lavoro. Molto bene. Pensando alla presentazione di oggi di questo progetto, non sapevo bene da dove partire per spiegare che questo progetto, scelta da molti progetti europei, molte iniziative, si concentrano sul recupero di fabbricati rurali tradizionali. In questo caso di fabbricati rurali di questo tipo di montagna. E così ho deciso di partire da una suggestione, un libro che ho letto da poco, quello che vedete nella slide. Il libro si intitola Il mondo fino a ieri, si intitola, e ci racconta di cosa possiamo imparare dalle società tradizionali, delle società che stanno scomparendo. E in uno degli ultimi capitoli si parla della scomparsa delle lingue. Nel momento in cui è stato scritto il libro sopravvivevano 7.000 lingue circa, però il ritmo di scomparsa di tutti questi idioma era drammaticamente aumentato negli ultimi anni. Nel mondo abbiamo 9 lingue giganti, non sono quelle parlate
da almeno 100 milioni di abitanti ciascuno e coprono un terzo della popolazione mondiale, per cui si potrebbe anche pensare, ma tutto sommato la scomparsa delle lingue, il fatto che la gente, le persone parlino poche lingue, consente loro di capirsi meglio, di evitare problemi, rivalità, incomprensioni, e invece ci sono molte buone ragioni per evitare che questo succeda. Avanti di questo passo, nel 2100 almeno la metà delle lingue parlate in questo momento sarà scomparsa, oppure se ne rimarrà traccia tra qualche anziano che poi lo porterà via con sé. E la domanda che viene posta in questo libro è: ha senso salvare queste lingue? Non è meglio che le persone, appunto, come dicevo, parlino poche lingue, magari le 5 principali? E queste preoccupazioni sostanzialmente sono solo così delle idiozie sentimentaliste dei linguisti, degli antropologi, oppure ha senso che si cerchi di fare qualcosa per salvare le lingue? E la risposta più convincente, tra tutte le buone ragioni per operare in questo senso, è che le lingue, con la loro diversità nei suoni, con le strutture differenti, rappresentano delle modalità di pensiero e di fatto sono il prodotto più complesso della mente umana. E con l'estinzione della lingua quindi ci perdiamo non solo la lingua, ma anche un patrimonio, una letteratura, una cultura codificata in quella lingua, e quindi perdere quella lingua significa perdere gran parte di questa cultura. Avrete già immaginato qual è il parallelismo che suggerisco? Possiamo andare alla slide successiva. E queste domande possono essere poste anche per la scomparsa di una tradizione costruttiva, di un certo modo di abitare la montagna e di edificare i manufatti, le strutture che servono per la vita in montagna. Tant'è vero che di fatto poi quando ho cominciato la mia attività nelle pubbliche amministrazioni, ho iniziato come tecnico comunale del comune di Campania. All'epoca, possiamo passare alla slide successiva, all'epoca questi fabbricati li chiamavamo così, in ufficio le case rosse, perché erano interamente campiti in scuro, in nero, e però le copie eliografiche di allora delle tavole di Regì, con la luce e con l'invecchiamento, diventavano seppia, quindi queste case che sembravano rosse. E si trattava di indicazioni del piano che comprendevano l'individuazione di questi fabbricati e un numero, che era il numero della scheda di disciplina. Anche oggi è più o meno così. Quello che succedeva però, che vedevamo nel corso del tempo, delle varianti urbanistiche di questi piani, è che man mano che si aggiornava la cartografia, molti di questi puntini rossi, di queste schede, scomparivano perché i fabbricati erano rollati, demoliti, oppure quello che ne rimaneva non consentiva più nessun tipo di intervento. Gli interventi, come molti di voi sanno, variavano dai vari gradi di manutenzione, di restauro del risanamento conservativo, per quelli più di pregio, più tutelati, per arrivare fino a ristrutturazioni più o meno pesanti, addirittura chiedetemi le stesse da tutela in questo alla demolizione e ricostruzione di questi fabbricati. Quindi queste forme di tutela hanno funzionato fino a un certo punto, e perché proprio in veste di tecnico comunale vedevo quali erano le domande più frequenti che ci venivano poste dai tecnici e dai loro clienti. La domanda classica era: ma perché devo investire soldi per recuperare strutture e materiali superati, tipologie vecchie, solite, altezze dei solai, geometrie che mi vanno più bene, tarlati irregolari oppure murature qualificabili con leganti approssimativi e fondazioni approssimative. Quando con gli stessi soldi, anzi forse magari anche meno, potrei realizzare
un bel edificio nuovo, da cestuccio, laterizio, ben isolato, spazi adeguati agli stili di vita attuali, impianti moderni, magari anche con un bel garage artigianale. In sostanza, cosa mi interessa conservare i segni di cultura che non esiste quasi più, se non mi ricordi di mio nonno? Questa era la domanda che ci veniva spesso posta. Devo dire che insomma, il fatto che questa tutela sia stata prevista nelle leggi urbanistiche regionali fin dalla prima, perché la prima legge urbanistica sulle zone agricole è del 79, quindi voi la ricorderanno nel 58, e poi nell'86 fu seguita dalla legge regionale nell'85, dalla legge regionale 24. E sia la prima che quella del 79 che la 24 prevedevano forme di tutela veramente importanti per questi fabbricati. E c'era scritto anche perché. E buona parte dei piani regolatori avevano recepito le indicazioni di legge attraverso delle varianti di adeguamento a questa legge, prevedendo delle forme di salvaguardia anche diciamo, piuttosto importanti, piuttosto rigide, che però, come dicevo prima, funzionavano fino a un certo punto proprio per questo motivo. Meglio il nuovo piuttosto che il recupero del vecchio. Allora, Shelter, come altri progetti che hanno proceduto Shelter, si è posto le stesse domande. Potremmo sostituire, possiamo andare avanti nella slide, potremmo sostituire alle parole di prima dell'autore di quel libro sulle società di ieri, la tradizione costruttiva del passato. E le parole sarebbero più o meno le stesse. Se perdiamo i segni di questa tradizione, perdiamo una cultura, perdiamo un linguaggio architettonico, un linguaggio di edilizia, un legame con l'ambiente e un modo di vivere e di abitare la montagna, e lo perdiamo per sempre. Quindi nella nostra piccola pubblicazione, nel progetto, ci siamo chiesti quali tipi di utilizzi potrebbero essere utili per evitare che questo succeda, per evitare di perdere questi fabbricati. E molti di questi usi si riferiscono a delle forme si rivolgono a forme di turismo, tra virgolette, sostenibili. Quindi abbiamo degli edifici tradizionali che sostenibili lo sono per natura, adesso credo che molti di noi sanno, no, quanta sapienza c'era nella costruzione di questi edifici, nell'orientamento, nei materiali, nelle formatriche. E questa cultura è importante che sia mantenuta, questo ricordo, che sia anche fatta rivivere nel recupero dei fabbricati. Abbiamo una prefazione nel libro del nostro presidente che cerca proprio di spiegare questa cosa. La leggo: non bisogna dimenticare che l'abitare e lavorare in questo territorio sono stati da sempre una sfida continua di adattamento, di affinamento, di adattamento, di affinamento costante di saperi e di tecniche, di ricerca di un'alleanza complicata con la natura automobilistica. Sono l'espressione di una cultura materiale fatta di conoscenze ereditate dal passato e di sapienza costruttiva, nonché dal rapporto dell'uomo con un ambiente e un paesaggio dalla ricchezza di forme e di contenuti raramente riscontrabili in questa realtà in altri ambiti nazionali e europei. Stiamo parlando naturalmente della nostra regione. L'obiettivo di non lasciarli rovinare, di trovare soluzioni per recuperarli, di utilizzare ogni strumento tecnico e finanziario a disposizione per favorirne un uso sostenibile, è da molti anni al centro delle iniziative della regione. Possiamo andare avanti? No, quella andava bene, scusa, questa slide. Quindi parlavamo di usi sostenibili per edifici che sono sostenibili da sempre. Vado a sostituire nelle parole dell'autore del libro di cui ho iniziato, come dicevo, tradizione costruttiva. Con l'estinzione di una tradizione costruttiva non si perde solo la tradizione stessa, perché in quella tradizione sono codificate una storia e una cultura.
nonché un'enorme conoscenza. Perdere una tradizione costruttiva significa allora perdere gran parte di quella storia, di quella cultura e di quella conoscenza. Parole che sono tra l'altro molto simili a quelle per esempio di Dino Contro, che purtroppo scomparso qualche anno fa, e quando si riferisce agli edifici ha scritto molti libri sul mondo contadino, sulla vita contadina, e quando descrive questi edifici ne parla proprio di questi stessi termini. Possiamo andare avanti e certo qualcuno potrebbe anche preferire strade diverse, per esempio quella dell'indifferenza localizzativa, che spesso è così frequente nelle architetture che io chiamo riviste, e quella della supremazia tecnologica, delle scatole sigillate, che sono un po' come delle versioni moderne della macchina per abitare delle condivisioni. Oppure sono l'espressione di un tentativo di trovare un linguaggio universale attraverso edifici che stanno bene un po' dappertutto, in differenza funzionale, un po' simile a quelle 5 lingue, no, principali di cui accennavo in apertura, che però spesso sembra che voglia escludere i dialetti locali, le lingue locali, quindi le declinazioni delle tradizioni costruttive, dei modi di costruire, dei modi di intervenire sul territorio, che invece per noi è importante e entrino nel bilancio di sostenibilità del progetto. Quando esaminiamo un progetto sono importanti anche questi elementi, sono importanti i numeri, la trasmittanza, i numeri, quello che c'è dietro diciamo, un approccio progettuale corretto, però è importante anche mantenere i valori di un linguaggio e della sua grammatica, che sono espressioni di una cultura che va anche oltre i limiti. E come scriviamo nelle conclusioni di questa piccola guida che abbiamo fatto, questo non vuol dire che gli edifici tradizionali siano intoccabili, naturalmente, anzi l'approccio che suggeriamo, poi ne parlerà anche Francesco Molinelli, è un approccio anche spesso altamente tecnologico al recupero. Quindi non è un punto di vista talebano, in qualche modo intervenire su questi edifici significa spesso anche modificarli, però l'importante è che ogni volta che si affronta un progetto di recupero si valutino le migliori modalità di intervento, prima di tutto attraverso una lettura del contesto e una conoscenza approfondita dei luoghi e degli elementi identitari che si vogliono preservare. Possiamo andare alla slide, no, siamo qui, siamo già nell'indice, io adesso vi chiedo scusa se mi sono dilungato un po' sulle ragioni di questa attenzione verso i fabbricati rurali tradizionali. Questo è l'indice della nostra pubblicazione, come vedete ci rivolgiamo in particolare alle destinazioni d'uso attraverso una serie di proposte, di indicazioni che diciamo, devono essere valutate assieme alla sua destinazione residenziale. Non va escluso naturalmente, però ci sono molte opportunità rivolte, come dicevo prima, verso quel turismo che chiamiamo green o sostenibile, la forma di turismo dove c'è l'interesse per la storia del territorio, per le tradizioni e anche per l'esperienza del territorio. Questo si traduce spesso anche in un'attenzione per quella che si chiama oggi l'agricoltura multifunzionale, ad esempio, siamo contenti di presentare questo lavoro proprio qui, perché quello è un sentiero che va percorso sempre di più. La multifunzionalità in agricoltura è un obiettivo delle leggi più recenti della regione, anche in campo non solo di agricolo, ma anche in campo turistico, e il recupero di questi edifici può essere proprio un'opportunità per spingere verso questa direzione. Lascio adesso la parola all'amico Luca Lodatti e ai colleghi che seguiranno, che parleranno
altri contenuti di quadro di inquadramento generale del progetto e di alcuni capitoli tecnici e tecnici tecniche che sono contenute nel libro e in parte sono accessibili anche via web. Vi ringrazio ancora della pazienza e mi scuso se ho dilungato più del necessario. Presentazione. Buongiorno a tutti, io mi limiterò a raccontare poche notizie, poche informazioni su come è nato e quali sono le attività che sta svolgendo questo progetto Shelter di cui ha parlato anche il collega Claudio Perin, che un po' è la base per tutto l'incontro di oggi, convegno di oggi. Partiamo dalla prima. Possiamo far partire la presentazione. Te la faccio vedere così perché devo condividere adesso. Praticamente questo progetto europeo Shelter nasce anche dalla preoccupazione della Regione Veneto e della direzione di pianificazione territoriale della Regione Veneto per appunto il problema dell'abbandono di edifici rurali della montagna. La direzione di pianificazione territoriale per molti anni ha appunto partecipato a progetti di cooperazione europea e in questo ambito più volte si è occupata della pianificazione delle aree montane, della protezione del patrimonio delle aree montane, del paesaggio delle aree montane e inevitabilmente si è incontrata in molti casi nelle conseguenze, nelle problematiche che vengono poste dall'abbandono degli edifici rurali in montagna. Quindi ci sono state una serie di progetti, sempre della pianificazione territoriale, che hanno approfondito anche le modalità per l'intervento su questi edifici. Ma quello che in particolare ha condotto al progetto Shelter è stata un po' la volontà di avviare alcuni interventi, primi interventi pilota, prime esperienze per in effetti confrontarsi con il recupero e il riuso concreto di questi edifici, quindi incontrando anche tutte le criticità e difficoltà che nascono, che si incontrano quando da una riflessione teorica si passa anche a un confronto col territorio, con le comunità, con i materiali, insomma. Quindi ecco, questo è un po' quello che viene detto nella slide e adesso passiamo alla prossima. E, brevemente qui vediamo i tre casi paralleli in cui in luoghi diversi, sia in Italia che in Austria, si è cominciato a mettere mano agli edifici. Il primo è appunto in Val di Zoldo, l'edificio del Mas de Sabe, di cui poi parlerà il sindaco Camillo Pellegrini. Poi il comune di Valbrenta, nella provincia di Vicenza, con un edificio storico di tabachicoltori, le Casarette chiamato, e infine anche un edificio parallelo anche in Austria, perché il progetto Shelter è un progetto di cooperazione tra Italia e Austria, e appunto questa è la Messner House, e in questi luoghi si è cercato di pensare al recupero dell'edificio e anche il loro inserimento nella rete dei percorsi, la rete turistica, la rete che può consentire un edificio e una sostenibilità, diciamo in qualche modo, anche economica di questi edifici, anche nel quadro ODE. Quindi questo è un po' il tema generale del progetto Shelter. Qui sotto vedete poi gli altri partecipanti al progetto, tra i quali c'è ovviamente la Regione Veneto
come coordinamento, un po' origine di questa iniziativa. C'è l'Istituto EURAC di ricerca di Bolzano, che parlerà dopo di me sulle loro attività di partecipazione, di incontro con le comunità. E infine l'associazione Platform Land in provincia di Bolzano, che ha coinvolto anche il comune di Rasu Nanterselva e che anche loro stanno portando avanti un'attività anche appunto per il confronto degli strumenti di sostegno finanziario fra l'Italia e l'Austria, perché uno dei temi chiave chiaramente in questo progetto è stato quello anche degli strumenti di sostegno finanziario per il recupero, e in questo caso appunto un confronto fra l'Italia e l'Austria è stato anche realizzato. Quindi questo è un po' il contesto in cui l'iniziativa di oggi ha preso forma. Vediamo l'ultima slide. Ecco, per segnalarvi che non finiscono oggi le iniziative del progetto. Noi con i partner ci troveremo anche la prossima settimana fra l'Italia e l'Austria. Sono anche occasioni di confronto e di scambio di informazioni. E poi voi potete sempre riferirvi al sito web del progetto, che è interreg-shelter.eu, in cui trovate segnalato ad esempio il workshop su costruire e ristrutturare in modo sostenibile, che si svolgerà in Val Venosta, organizzato da parte Platform Land, o anche il prossimo webinar che terremo sempre su questa pubblicazione, e se qualcuno è interessato può anche appunto partecipare il 14 aprile per portare avanti la diffusione e la presentazione di questa pubblicazione sul recupero dei fabbricati rurali e le opportunità per la montagna. Poi quindi ci sono anche i lavori nei vari comuni che stanno procedendo, e insomma noi vi salutiamo e vi riferiamo, insomma vi rimandiamo al progetto, al sito web del progetto Interreg Shelter, e anche a scriverci una mail per seguire insomma le attività dei prossimi mesi fino alla fine dell'anno. Grazie a tutti. Io passerei la parola a Camillo De Pellegrini, che è il sindaco di Val di Zoldo, che appunto vi parlerà del suo intervento. Buongiorno anche da parte mia. Di solito salgo qui sempre quando c'è la fila del gelato, no? Sì. Non hai altre occasioni di venire qui, quindi mi fa piacere. Allora, innanzitutto mi scuso se poi dopo l'intervento andrò via, perché come ormai tutta l'Italia sa, credo, c'è un incendio che sta colpendo il territorio a confine tra il mio comune e Longarone, e la viabilità è interrotta e lo resterà probabilmente per le prossime 2 settimane. Tanto saluto anche il collega sindaco di Civiano Simonetti, che è vittima delle stesse dinamiche che in qualche modo condannano anche noi, e anche Laura Garocco, che è la nostra presidente del CAI Val di Zoldo, e tutti naturalmente i partner che hanno partecipato in questi mesi e anni a questo progetto bellissimo che al di là degli interventi che vengono veramente concretamente fatti sull'immobile, ha molto a che fare anche con un sentire e con una filosofia che poi deve caratterizzare, secondo un po' egocentrico, un'economia che deve, quindi una filosofia che deve caratterizzare la vita delle realtà di montagna, quindi avere in qualche modo un collegamento tra chi in montagna decide di restare e appunto a gran fatica, e questi manufatti, queste realtà, questi immobili che sono di altissimo pregio. Noi qui parliamo, io in particolare ho in mente il mio Master Save, che è un Tabià, non so se viene magari in qualche modo si riesce a inquadrarlo, perché se non ce l'hai basta che vai su internet lo trovi. C'era l'intervento di prima? Sì, non so se prima è passato. Ecco lì non rende la presentazione. Ah, proprio. Mi aveva piacere che proprio vedeste la bellezza del maso, ma e soprattutto come è inserito, in quale contesto questo maso, che per noi, per la Val di Zoldo, per chi in particolare ha un'età, diciamo, più di 70,
ha ricordi molto importanti di esperienze fatte in quel maso, si facevano le feste, prima ancora aveva una funzione naturalmente caratteristica, ma adesso in quegli anni veniva utilizzata negli 70 per fare feste del decopato, insomma dietro c'è il Telmo, poi si vede poi, insomma le realtà forse più importanti, più famose, più conosciute della Val di Zoldo. Però, e qui senza che mi dilunghi troppo poi in altri discorsi, il problema che abbiamo subito trovato nel momento in cui ci siamo affacciati a questo progetto e la volontà quindi di intervenire per salvare l'immobile, perché per noi l'intento iniziale era quello di fare in modo che non cadesse, non venisse giù, visto che di fatto aveva una porzione che aveva leggermente ceduto sul fianco, abbiamo detto come facciamo a fare qualcosa, e quindi quando abbiamo preso in mano le carte abbiamo visto che su quell'immobile, come su quasi tutti gli immobili storici della valle, esiste una multiproprietà che ci rende impossibile intervenire con fondi pubblici, perché di fatto noi anche in questo progetto non siamo riusciti a mettere mano all'interno dell'immobile, in quanto non siamo ancora del tutto proprietari dello stesso. Abbiamo acquisito in questi ultimi anni diverse porzioni, ma ne mancano ancora alcune, che poi ci daranno la possibilità di intervenire con finanziamenti specifici per recuperare il maso. Allora, la filosofia, ecco, qui vedete proprio la bellezza di questo edificio. Se vedete infatti a destra ci sono dei pali di legno che non c'entrano nulla con l'immobile in sé, sono stati inseriti qualche mese fa, e anche questo grazie al percorso fatto per finanziamento, che permettono quindi al fianco di non collassare. Magari uno pensa è una sciocchezza, invece proprio serve per fare in modo che non crolli. Naturalmente con inverni pesanti, con situazioni ambientali difficili, si rischia concretamente di perderlo. Però insomma noi ci stiamo attivando, e in questo ringrazio tutti quelli che fanno parte dello staff di questo progetto, per l'attenzione che viene poi data anche a questi immobili, perché quando si entra in un percorso anche con finanziamenti europei, si dà attenzione all'immobile, poi dopo inevitabilmente si mettono in moto anche altri meccanismi. La stessa comunità ha rinnovato il suo interesse rispetto a questo immobile e è anche disponibile a fare donazioni nel momento in cui si possa concretamente metterci mano. Quindi quando si ragiona intorno a patrimoni di antica bellezza, quando si mettono insieme energie, quando si creano peraltro connessioni tra paesi diversi e nazioni diverse, che poi lo spirito e la bandiera sotto la quale nascono certe dinamiche, inevitabilmente poi i frutti si raccolgono. Poi è vero anche che perdiamo anche un sacco di tempo, no? Perché si sposti di qua e vai di là e parli, si parla anche molto. Poi è inevitabile che dalle discussioni, dai confronti, poi alla fine strucca qualcosa lo porti sempre a casa, e noi siamo veramente soddisfatti di far parte sempre di questi progetti. Infatti ne abbiamo avuti anche altri con l'Interreg, abbiamo gli anni degli alpinisti, abbiamo Muoversi Maglie Montagne, anche con le corriere, col pullman portiamo una piccola corriera, prendiamo le persone, le spostiamo da una frazione all'altra, che sta dando buoni risultati, ma non riesce a essere finanziato dal comune, e grazie ai fondi europei riusciamo a finanziarlo e forse anche a rifinanziarlo. Ecco, io mi sento di dire che dobbiamo avere naturalmente il coraggio, io parlo per le mie scelte politiche, di fare appunto, di avere una visione sul futuro della montagna al di là dell'accessibilità, no? Che oggi naturalmente è compromessa, ma dobbiamo capire che direzione vogliamo andare. Allora, io penso che la Val di Zoldo abbia delle caratteristiche paesaggistiche e territoriali di un certo tipo. La valorizzazione di quello che c'è di storico, della natura, e l'inserimento quindi della vita all'interno di questa dinamica sia fondamentale per un futuro che va nella direzione di un turismo lento, consapevole, che ammira le bellezze e che cerca di recuperare il tempo e di decelerare da tutte queste dinamiche che oggi ci spingono un po' troppo nella direzione del consumo, no? Quindi noi siamo sempre disponibili a partecipare a questi progetti, so che è faticoso, ma il tempo lo mettiamo volentieri. Quindi io vi ringrazio per l'opportunità e vi auguro buona continuazione. Grazie.
dimenticare che adesso sia il momento dei nostri partner di progetto di EURAC, che ci accompagnano in questo come in molti altri progetti, lascio la parola a questo. Grazie, buongiorno a tutti. La presentazione di EURAC. Questa Sì, è la casa. sì. Sì, buongiorno a tutti. Questa presentazione riguarda alcune attività che abbiamo svolto nel progetto, soprattutto attività legate a come noi di EURAC, ma anche Regione Veneto, i 4 comuni coinvolti e la piattaforma per il rurale hanno coinvolto le comunità locali per capire come ristrutturare gli edifici a disposizione. Io lavoro in EURAC è un centro di ricerca privato di Bolzano, ci occupiamo di tantissimi temi, tra cui ambiente, clima, salute e anche energia. E per quanto riguarda l'Istituto per le Energie Rinnovabili, noi stiamo lavorando su diverse tecnologie, stiamo lavorando su fotovoltaico, sui sistemi di riscaldamento e raffrescamento, sul miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e degli edifici storici. E poi c'è un piccolo gruppo di ricerca in cui io lavoro che si occupa degli aspetti più sociali e più umani legati all'energia, tra cui appunto il coinvolgere le comunità locali a prendere decisioni legate a temi energetici. All'interno del progetto Shelter, noi di EURAC, ovviamente assieme ai partner di progetto con cui c'è stata un'ottima collaborazione, ci occupiamo di 2 attività principali. Da una parte ci occupiamo appunto della partecipazione della comunità locale per definire il come recuperare questi fabbricati rurali. Questo processo di coinvolgimento delle comunità locali è partito andando proprio all'interno dei territori locali, capendo chi sono i cittadini singoli, le associazioni, le fondazioni, le istituzioni che in qualche modo sono interessate all'edificio in questione. Abbiamo iniziato a parlare con loro, abbiamo intervistato loro e poi abbiamo fatto degli incontri in cui abbiamo messo insieme diverse realtà. L'obiettivo di queste interviste e di questi incontri è stato quello di capire quali sono le preferenze delle comunità locali, anche le esigenze delle comunità locali verso un turismo sostenibile, verso una riattivazione dell'economia sempre in un'ottica sostenibile. E con loro volevamo capire quali sono gli usi che si potrà fare di questi edifici una volta che verranno ristrutturati. Quando abbiamo parlato con loro di usi futuri di questi edifici, si voleva anche capire come dovranno essere gestiti per rendere pratica la discussione. La seconda parte di attività che noi facciamo è quello che i miei colleghi più tecnici fanno, è quello di definire i concetti energetici da includere nella progettazione della ristrutturazione di questi edifici. Per cui una volta che abbiamo parlato con le comunità locali, abbiamo capito come e abbiamo un'idea condivisa da parte degli attori locali con le amministrazioni finali di come dovrà essere usato e gestito in futuro l'edificio, noi capiamo quali potrebbero essere in futuro le esigenze energetiche dell'edificio. Per cui cerchiamo di capire che tipo di risorse locali potranno essere utilizzate per integrare ad esempio un impianto di energia rinnovabile, oppure che tipo di esigenze termiche a livello di energia termica l'edificio avrà, e per cui faremo una valutazione, stiamo facendo una valutazione
degli impianti, delle esigenze energetiche che potranno essere inseriti nei veri e propri progetti di ristrutturazione. Per farvi un esempio, non vi parlerò della Val di Zoldo perché il sindaco De Pellegrina ha già espresso chiaramente quello che è stato fatto. Vi faccio l'esempio di un altro comune, Valbrenta. È un comune sempre veneto, per capirsi, per andare nella direzione di Bassano. È una stretta valle. A fondovalle c'è il fiume Brenta e c'è il centro del paese. Salendo lungo la costa abbiamo tutta una serie di edifici per lo più abbandonati che si contestualizzati in un territorio terrazzato. Questi edifici erano delle residenze di quelle famiglie che coltivavano il tabacco. Dopo la seconda guerra mondiale e dopo che il governo italiano ha preso il monopolio del tabacco, non era più conveniente proseguire con quel tipo di coltivazione, per cui questi edifici sono stati per lo più abbandonati. Negli ultimi anni c'è un nuovo interesse da parte della comunità locale e di alcune associazioni di riprendere questo territorio terrazzato e per cui questi edifici diventano rilevanti per queste associazioni. La ripresa di questi edifici diventa quindi importante. Noi abbiamo discusso con la comunità locale cosa potrà essere fatto con questo edificio, chi potrà in futuro, quando verrà ristrutturato, gestire questo edificio, e per cui l'idea condivisa da parte dell'associazione e dell'amministrazione comunale è stata quella di avere questo edificio come punto di riferimento per le associazioni, ma anche come punto di riferimento per tutte quelle università italiane, ma non solo, che negli ultimi anni si sono interessate a questo territorio, terrazzato. Per cui si sta pensando a creare una specie di osservatorio del clima, ma anche ad una struttura che possa avere un custode che mantenga viva l'edificio stesso e che riesca a integrare l'edificio stesso con tutti i percorsi escursionistici che ci sono all'interno della zona. Sulla base di queste informazioni, ma anche sulla base di tutta una serie di informazioni molto più dettagliate che abbiamo raccolto, si sta sviluppando il concetto energetico e anche il progetto vero e proprio di ristrutturazione dell'edificio. Queste sono alcune tematiche di dibattito, però la cosa interessante che è uscita, che vorrei sottolineare, che è uscita parlando con le varie associazioni, l'amministrazione locale, eccetera, è che c'è la necessità di fare una ristrutturazione incrementale e anche una progettazione incrementale, perché è molto chiaro che ci sono delle risorse, però sono delle risorse che non permettono di avere una ristrutturazione fatta tutta in questo momento. Per cui noi abbiamo, la comunità locale, l'amministrazione locale ha definito l'obiettivo ultimo e tutta la progettazione e la ristrutturazione viene fatta step by step in modo incrementale, ma l'importante è che in questa prima fase l'intervento che viene fatto in questa prima fase deve essere coerente con tutti gli interventi che si pensa che verranno fatti nei prossimi anni. Il coinvolgimento della comunità locale, in questo caso ma anche in altri casi, è molto importante perché abbiamo visto un interesse molto forte da parte delle varie associazioni e da parte dei cittadini e questo forte interesse si è trasformato in alcune situazioni in vere e proprie ricerche di fondi ulteriori per ristrutturare questi edifici. Tutto ciò noi lo stiamo facendo anche nell'ottica che non avvenga un nuovo abbandono dell'edificio una volta che verrà ristrutturato.
Ok, e io vi ringrazio. Se avete domande o se avete voglia di avere ulteriori informazioni, possono dire. Grazie Jessica, bene, adesso è il momento di una parte abbastanza tecnica e informativa sulle risorse che in questo momento a disposizione per il recupero dei complicati di questo tipo e quindi lascio la parola a Francesco Marinelli. Buongiorno, riprenderò da dove ha interrotto Claudio, anche se l'intervento è focalizzato sulle risorse per il recupero essenzialmente degli edifici privati. Ma quando parliamo di edifici storici, rurali, è fondamentale tenere presente l'importanza che assume la progettazione dell'intervento. Qualche anno fa, con la Regione Veneto, è stato finanziato a 2 distretti produttivi regionali, l'Interdistretto Veneto della Bielinizia e l'Interdistretto Veneto dei beni culturali, un progetto, se andiamo avanti, che si chiamava ATES, che entrava nel merito, è stato un progetto che è stato costruito anche con la direzione regionale dei beni culturali, quindi condiviso da chi si interessa della conservazione di questi edifici, insieme a dei docenti dell'UAB, che entravano nel merito di come intervenire sull'edilizia storica minore con criteri di sostenibilità, perché cominciava già allora a porsi il problema di un recupero di questi edifici tenendo molta attenzione agli aspetti energetici. E su questo si potrebbe dire tanto. Io ho studiato molto gli aspetti legati al funzionamento climatico degli edifici, sposando quella che veniva chiamata architettura climatica, quindi la capacità che ha un edificio di garantire condizioni di vita utilizzando o integrandosi col suo ambiente naturale, più che aspetti legati alla tecnologia. Cosa che va benissimo sui edifici più recenti. Quando parliamo di edifici storici, un approccio prettamente tecnologico spesso porta a dei risultati pessimi. Questa è la mia esperienza. E tra l'altro, avendo approfondito questi studi, ma anche con il professor Loss, voi avete in regione veramente una persona che da sempre è entrato nel merito della cultura climatica. Se io vado a misurare la prestazione energetica di un edificio storico con uno strumento analitico di calcolo, ho un risultato che è completamente diverso dal reale funzionamento di questo edificio. Beh, il funzionamento reale e il funzionamento che la norma mi impone di verificare non coincidono. Quindi diciamo, va bene, però non è il tema di questa giornata. Però per dire che attraverso questa pubblicazione, che è possibile scaricare dal sito della Direzione Regionale del Veneto, ci sono degli spunti ancora attuali su come un progettista dovrebbe porsi nel recupero di edilizia storica.
con un approccio forse meno tecnologico, ma molto più basato sugli aspetti climatici dell'architettura naturale. Altra cosa importante, in questo momento in Italia non abbiamo problemi di recuperare risorse per il recupero degli edifici. Ci sono una quantità infinita di iniziative, programmi nazionali, regionali, bonus fiscali e così via, per cui chi ha a cuore o ha la necessità di recuperare risorse per intervenire nella riqualificazione energetica e nella messa in sicurezza strutturale di questi edifici non ha grosse difficoltà. Io ho citato 2 progetti nazionali, uno si chiama Diamo valore al paese, Valore Paese Italia, che ha al suo interno, ho messo anche riferimenti ai siti che possono essere, dove vengono illustrati questi progetti, dove potete recuperare un po' di materiale e capire che sul tema del recupero, in questo caso di edilizia pubblica o in partenariato pubblico-privato, è possibile ritrovare delle risorse anche ingenti per recuperare beni della comunità locale. A parte questo, se andiamo ancora avanti, in questo momento c'è la grossa opportunità del PNRR e in particolare rispetto al nostro tema c'è il Piano Nazionale Borghi, quindi direttamente il MIC che sta avendo a disposizione attraverso il PNRR 1 miliardo di euro, è la prima volta che c'è una dotazione economica così forte sul tema del recupero dei borghi. E il MIC ha messo a punto 2 bandi diversi, uno dato in gestione diretta alle regioni che hanno individuato un borgo per regione con una dotazione per singolo borgo di 20 milioni di euro da investire nel recupero di questi borghi. Per la regione Veneto è stato scelto il borgo storico del comune di Recoaro e adesso c'è un secondo bando che invece è rivolto a comuni fino a 5.000 abitanti che consente di utilizzare alcuni milioni di euro a bordo per recuperare edifici in maniera corretta. Per questo il tema di come si interviene su questi edifici non è banale, ma pensando a questi edifici come motore di economia locale, perché se noi vogliamo che questi edifici, una volta recuperati, continuino a vivere per come hanno fatto nei secoli, bisogna che ci sia un interesse a una funzione diretta. Perché un edificio recuperato che poi viene abbandonato, dopo qualche anno è destinato a ritornare come prima. Andando al tema più specifico, diciamo, dei bonus edilizi, ce ne sono tanti, dal super bonus che fa tanto parlare e discutere, viene criticato perché è troppo complesso nella sua gestione, ma in realtà poi insomma, un professionista un po' capace non dovrebbe avere difficoltà se non quelle di una normativa che ogni 15 giorni cambia, per cui quello che valeva un giorno prima, il giorno dopo è completamente diverso, e star dietro a questo tipo di modifiche costanti che nascono da una cattiva progettazione di queste iniziative iniziali non è proprio la cosa più semplice da tenere. Ma in realtà i bonus edilizi, senza arrivare al 110, sono tanti anni che in Italia ci sono presenti e possono essere utilizzati. E qual è la cosa che secondo me è più diciamo che li rende diversi dal 2020, quindi dal decreto rilancio del 2020? La possibilità data al cittadino di cedere, cioè di usare il bonus come moneta fiscale di scambio, e con 2 modalità diverse, una che è quella della cessione del credito a soggetti finanziari, le banche e le assicurazioni, o attraverso uno sconto che l'impresa fa sull'intervento. Questo consente quindi al cittadino di poter pensare di
intervenire sugli edifici con costi da subito decisamente non importanti. Col 110 quasi a costo zero, con gli altri bonus, il 65, il 50%, il 90% come era il bonus facciate che adesso è stato portato al 60%, attraverso il meccanismo della cessione può consentire di intervenire. Altra cosa importante, i bonus sono sommabili tra di loro. Io posso fare l'eco bonus insieme al sisma bonus. Quindi, e questo secondo me è fondamentale da capire, che per tanto tempo si è data troppa o un'importanza rilevante all'aspetto energetico, dove forse prima di pensare all'aspetto di efficienza energetica bisognava tendere a mantenerlo su questo edificio, perché se io lo faccio efficientissimo e poi la prima scossa l'edificio vive in giù, avrò speso soldi che non servono a nulla. Allora tenete presente che nell'ambito dell'uso dei bonus il rapporto tra interventi di messa in sicurezza strutturale e efficientamento energetico è 1 a 7. L'Enea ha da poco pubblicato questo dato, per cui ogni 7 interventi di efficientamento uno pensa anche a rendere la struttura sicura. In un paese come l'Italia, dove il tema sisma o cattiva qualità della progettazione, perché mentre negli edifici storici c'era una sapienza costruttiva che si era consolidata nei millenni, gli edifici costruiti negli anni 60, 70, 80 con le nuove tecnologie del cemento armato e così via, spesso lasciano molto a desiderare, per cui se non si interviene pesantemente a renderli sicuri, il rischio, ma anche nell'edificato storico, cioè i nostri esempi di quello che è successo sull'Appennino o in centro e al sud Italia, interi paesi completamente devastati, a volte da interventi di recupero, di ristrutturazione dal punto di vista strutturale decisamente sbagliati. Quando veniva detto di mettere sulle murature pesanti strutture in cemento armato, cordoli e tetti, o sfondare le murature per passare gli impianti tecnologici, lì è stato veramente sbagliato l'intervento. Per quello di avere sempre presente le migliori tecnologie insieme alle risorse finanziarie sono aspetti che vanno messi insieme. Il problema, diciamo, il poter cedere la cessione del credito è un intervento, una modalità di funzionamento decisamente importante e che per fortuna è stata mantenuta nella programmazione dei bonus, per cui per il super bonus che ha valenza sugli edifici singoli fino a fine di quest'anno essenzialmente, è possibile fare la cessione e lo sconto in fattura. Per il proseguo del super bonus, che per i condomini, e qui un altro aspetto, una binata è un condominio, per cui fate attenzione, nel senso che si parla di condomini, ma il condominio non necessariamente è un edificio a gestione condominiale, è un edificio che appartiene ai comuni. Quindi due unità residenziali che sono lo stesso edificio possono usufruire del super bonus fino a fine 2023 al 110%, nel 2024 col 70%, nel 2025 col 65% di bonus. Quindi è un programma, quello del super bonus, che potrà valere non solo sui grandi condomini, ma sui condomini minimi da 2 a 8 unità. Questo vuol dire che anche edifici diciamo, a schiera dei centri storici potrebbero godere. Questa è un'altra cosa importante. Il sisma bonus si è molto modificato nel tempo. Prima non venivano consentiti interventi, ad esempio nei centri storici, su edifici se non si prendeva l'intero isolato.
Oggi con le modifiche che ci sono state si possono mettere in sicurezza sismica, quindi migliorarlo strutturalmente, anche porzioni di isolati storici attraverso il meccanismo dell'intervento locale. E questo può consentire tanto, perché l'idea a base del sisma bonus, che o si interveniva sull'intera maglia strutturale, ma in un centro storico la maglia strutturale coincide col centro storico, per cui era impossibile poter fare questo tipo di interventi, oggi invece si rende possibile. E perché per l'edificato storico faccio riferimento al super sisma bonus e non al sisma bonus tradizionale? Perché in realtà il super sisma bonus dà una maggiore capacità di spesa e di recupero fiscale a fronte di una minore esigenza di miglioramento strutturale, cioè consente di piccoli interventi che invece non c'è bisogno di ridurre la classe di rischio sismico di uno o di due classi, basta fare interventi che mettono in sicurezza la struttura, per cui diventa più facile, più agevole. Quindi dà un maggior contributo, una maggiore intensità di bonus, con interventi che possono essere locali e che migliorano però il punto di partenza. Quindi queste sono cose importanti da capire. E tutti gli altri bonus, e questa è una cosa molto importante, cioè l'eco bonus, il bonus di ristrutturazioni, il bonus mobili, cioè tutta questa serie di bonus che adesso in Italia sono fruibili, per la prima volta nella finanziaria di quest'anno sono stati prorogati non per un anno, perché di solito voi lo sapete, ogni anno bisognava che la finanziaria riprendesse il bonus e lo promuoveva. Per la prima volta quest'anno la finanziaria dice che i bonus rimarranno fino al 2024, quindi noi cittadini sappiamo che per 3 anni sarà possibile utilizzare questi diversi bonus mantenendo la cessione del credito. Poi in realtà questa benedetta cessione è stato oggetto di una serie di critiche. A un certo punto l'Agenzia delle Entrate si è resa conto che c'erano tantissimi usi distorti dei bonus, si parlava sempre del super bonus. Io ho sembra un po' più avanti. Ecco, questa è una diapositiva in cui ho messo insieme i dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate. Fatto 100 le frodi sull'uso distorto dei bonus, e il re di tutte le frodi è stato il bonus facciate. Il 46% di tutte le truffe sono state fatte sul bonus facciate, il 34% sull'eco bonus, il 9% sulla bonus ristrutturazioni, il 5% sul sisma bonus, il 2% sul super bonus. Quindi la televisione, i giornali parlavano delle truffe legate al super bonus, che poverino, infatti quando a me raccontavano, cioè sentivo queste cose, dicevo, ma è impossibile che il super bonus abbia subito questo numero di truffe, perché è l'unico bonus per cui il tecnico deve asseverare la conformità dei prezzi, asseverare la prestazione, c'è una certificazione dei CAF, dei commercialisti, cioè poi i numeri dicono questo. Dov'è che c'è stato il 46% delle truffe? Nel bonus facciate al 90% che non aveva nessuno strumento di controllo. E al solito, cioè se io voglio prevenire devo creare lo strumento per evitare che ci sia un uso distorto. Lì dove non c'era 46%, lì dove c'era una impostazione che rendeva complesso l'uso del bonus, 2%. Però poi sembra che tutte le truffe siano state fatte sul super bonus. Poi hanno introdotto questo decreto antitruffa, hanno limitato la possibilità di cessione, poi il governo è tornato indietro, perché adesso è possibile cederlo per altre 2 volte dopo la prima cessione.
Non entro nel merito tecnico di questi aspetti e tutto questo intanto, andiamo alle ultime diapositive, il decreto prezzi, quindi dal 16 di aprile tutti i preziari che dovevano essere usati per l'ecobonus vengono sostituiti da 36 voci di intervento. Io sto cercando tutti i progetti che sto seguendo di presentarli prima del 16 aprile perché cercare di mettere dentro tutto quello che è possibile fare in 36 voci di posto con nessuno che ha esperienza su come utilizzarle non è proprio semplicissimo. Ultima cosa, vi faccio vedere un intervento che è stato realizzato in Alpago, un edificio di inizio Novecento, lo vedete sulla destra abbastanza fatiscente. Questo era lo stato del tetto, come potete vedere, decisamente pericoloso e fatiscente. Ho seguito dal punto di vista del supporto all'uso dei bonus questo intervento, questo fatto sisma bonus, eco bonus e bonus facciate, un intervento da diverse centinaia di migliaia di euro costate qualche migliaio di euro reali, con la spesa già recuperata dal proprietario. E come potete vedere, tetto completamente rifatto, ripensato completamente. Se andiamo avanti, questa è la foto finale di come è stato recuperato, quindi un edificio completamente nuovo con altissime prestazioni, mantenendo i materiali caratteristici, fotovoltaico, costo qualche migliaio di euro. Quindi un uso sapiente di questi bonus può far sì che anche edifici storici abbandonati, fatiscenti, possano essere recuperati anche da un cittadino che non ha ingenti risorse economiche da investire. Grazie. Bene, siamo arrivati alla fine, credo, di questo incontro. Ecco, riprendo un attimo la pubblicazione che abbiamo fatto, dove troverete alcuni dei contenuti dei quali per esempio ha parlato adesso Francesco, con tutta la difficoltà di inserire in una pubblicazione che va chiusa in un certo momento riferimenti e normative che sono, come diceva Francesco, in continua evoluzione. Però credo insomma, che buona parte della sostanza sia in questo momento abbastanza stabilizzata nel termine appunto delle tutte le tipologie di bonus delle quali parlava Francesco poco fa. Altri contenuti che trovate nella pubblicazione, che sarà a breve disponibile anche in formato PDF nel sito, parlavamo di molti progetti fatti su questo tema in passato. Abbiamo cercato di raccoglierli attraverso una sitografia in modo tale che chi voglia andare ad approfondire contenuti che si riferiscono per esempio a questioni anche teoriche abbastanza importanti, tipologiche, storico-tipologiche, eccetera, possano ritrovare in questa sitografia legata al libro i riferimenti per approfondire questi temi. C'è una bibliografia, la bibliografia comprende naturalmente i classici su prodotti fabbricati di questo tipo, di Gellner e tanto altro. E poi c'è una cosa molto interessante che è un po' più difficile reperire in giro, che è un protocollo, uno strumento, un tool che cerca di misurare la sostenibilità dei interventi di recupero attraverso un software, sostanzialmente una tabella Excel ben strutturata,
nella quale vengono inseriti alcuni dati e viene fornito un punteggio che dovrebbe esprimere in qualche modo quanto quel progetto è sostenibile rispetto ai parametri di sostenibilità che abbiamo assunto, che, ripeto, non sono solo parametri di tipo energetico, ma sono parametri che fanno riferimento a molte altre questioni, l'inserimento ambientale, l'uso di materiale, il ciclo di materiale e quant'altro, che sono un po' gli elementi che in questo progetto abbiamo cercato di spingere un po' più in avanti rispetto a quello che forse non avesse stato in passato. È un tentativo, è uno strumento che speriamo possa evolversi anche attraverso l'uso, l'esperienza che qualche progettista ne vorrà fare, ci farà un grosso piacere in questo senso, perché è anche molto elastico, quindi consente di pesare i vari parametri che vengono scelti in maniera tale che possa essere utilizzato anche in maniere creative, tra virgolette, per esempio da parte dei comuni per valutare eventualmente soggetti a finanziamento e attribuendo un peso maggiore agli obiettivi che le amministrazioni vogliono perseguire. Quindi io ringrazio tutti, sia i presenti in questa sala che chi ci segue in streaming. Vi rinnovo l'invito a visitare il sito del progetto Shelter, il sito anche della nostra direzione, nella quale troverete link ad altre attività dei progetti di interesse. Vi saluto e ringrazio nuovamente Agrimont per averci ospitati in questo contesto di problematiche che conosciamo e di averci dato modo di raccontare un po' il progetto, seppur in maniera molto sintetica e con qualche magari imprecisione. E niente, grazie a tutti e alla prossima volta.